Benvenuto a tutti gli amici di mattoscacco.com. Oggi ci troviamo ad analizzare un'altra posizione. La partita è giocata col bianco da Royce e col nero dal nostro grandissimo gran maestro Godena. Allora, analizziamo ora a prima vista così la posizione. Il bianco sembra stare molto meglio perché ha una bella catena di pedoni disposta sul nero, D4, E3 ed F2, mentre la regina e l'alfiere sono ora sulla diagonale bianca, quindi si ha veramente uno schieramento molto compatto. Inoltre si possono raddoppiare le torri in C molto tranquillamente, quindi il bianco sembra stare meglio. Tuttavia il nero anche lui non sta male perché non ha punti deboli e in più ha una maggioranza di pedoni sull'ala di donna, quindi questa maggioranza potrebbe poi diventare un vantaggio se questi pedoni riescono ad andare a promozione. La mossa tocca al nero. Uno dei piani in questo caso che bisogna giocare quando non ci sono colonne aperte è quella di cercare appunto di creare una colonna aperta, di cambiare i pezzi pesanti che poi si vanno a raddoppiare sulla colonna che si andrà ad aprire, dopodiché si gioca un finale di pezzi leggeri. Che cosa intendo? Che a questo punto si può giocare cavallo C7, raddoppio di torri e dopo torre C8 segue tutta una serie di scambi di torre e si gioca quindi coi pezzi leggeri. Tuttavia la partita non proseguì così, proseguì con cavallo A5. Cavallo A5 perché? Perché andiamo a minacciare la torre e dopo che la torre viene spostata andiamo a minacciare nuovamente la torre e allo stesso tempo difendere il cavallo. Quindi ora ritirata di torre in C2 e il nero ha ottenuto quello che voleva ottenere, ovvero ha liberato la colonna C, ora segue uno scambio di torri e in più ha risparmiato anche un sacco di tempo, ha risparmiato dei tempi con cavallo A5 piuttosto che con cavallo E7 come abbiamo visto noi. Quindi questa sembra essere veramente una buona mossa da parte del nero. Quindi ora segue torre in A va in C8, raddoppio di torri. E ora tuttavia il nero forse si sta accorgendo che questa mossa di cavallo a 5 seguita da B6 non era poi così tanto forte. È vero che ha guadagnato dei tempi, ma questi tempi non riescono ad andare a colmare le debolezze che si sono venute a formare su A6 e C6. Infatti ora il nero ne sconterà le pene, diciamo. Infatti, cambio di torri. E ora l'entrata della donna in settima traversa, che noi sappiamo che entrare con una torre, con una donna in settima traversa è fondamentale, è inevitabile, quindi il nero veramente non può fare nulla per evitare che la donna entri in settima. L'unica cosa, appunto, dato che la donna andrà in C7, sarà quella di andare a difendere la propria donna con la torre. A questo punto veramente non c'è molto altro da fare. Per esempio re F8, alfiere B5, la donna è inchiodata alla difesa della torre e dopo cambio di donne la torre minaccia il punto A7, torre E8 e alfiere A6 con torre di 8 scacco con un vantaggio del bianco.